Dove si va? Eccoci qua. Dove siamo oggi? Oggi ci troviamo a Villa Rizzardi, una bellissima villa del XVII secolo, ma siamo qui per visitare in particolare che cosa? Oggi visiteremo il giardino del Poiega, appunto sono i giardini all'interno della villa. Risalenti al XVIII secolo, quindi partiamo! L'acquisto della tenuta dove sorge l'attuale villa risale al 1649, anno in cui il conte Carlo Rizzardi lasciò Maderno, la sua città natale, per stabilirsi a Verona. Fu tra il 1783 ed il 1796 che Antonio Rizzardi commissionò il giardino di Poiega all'architetto Luigi Trezza, per un'area di addirittura 54.000 metri quadri. Stiamo percorrendo il viale di Carpini per arrivare al teatro di Verzura. Ecco un altro particolarissimo luogo del giardino di Poiega. Siamo all'interno del teatro di Verzura, un elemento tipico dei giardini all'italiana perché utilizzavano degli ampi spazi per ricreare dei teatri che rivestivano totalmente di verde, quindi sia gli spalti sia le quinte, ed organizzavano delle rappresentazioni teatrali in questi luoghi, chiamati proprio teatri di Verzura. Nel cuore del boschetto si trova un tempio a cielo aperto, costruito con sassi, spugne e stalattiti. Qui sembra di entrare in un luogo segreto e privato, meta quasi di un percorso iniziatico.